Buongiorno a tutti, buon lunedì 28 giugno 2021, buongiorno a tutti. Ciao Congi, benvenuto, come sempre, segui tutte le mie dirette. Oggi facciamo un unboxing di uno dei pacchetti che ho comprato durante il Prime Day. Allora, il pacchetto da aprire ovviamente è questo, lo metto così, ok? Purtroppo questo pacchetto è arrivato così, senza lo scatolone intorno e ha diverse imperfezioni come vedete e quindi lo voglio sballare con voi. Tra l'altro non mi sembra perfettamente dritto, se ve lo faccio vedere sulla telecamera lo si nota che effettivamente potrebbe aver preso, ecco, forse così si vede ancora meglio, vedete che è un po' storto, cioè quello che c'è qui dentro ovviamente non ve lo devo dire, c'è un vinile. Voi ovviamente la targhetta tramite questa telecamera non riuscite a metterla a fuoco. Ci sono state diverse offerte molto buone di vinili durante il Prime Day, ma vi garantisco che le offerte vengono fatte anche durante tutto il resto dell'anno, quindi basta rimanere aggiornati sulle varie offerte, per esempio seguendo i miei gruppi o Facebook o Telegram dedicati al mondo del vinile, dove io pubblico anche giornalmente parecchie offerte, parecchi dischi in preordine, quindi in uscita diciamo tra 3, 4, 5, 20, 60 giorni. Ho pubblicato delle uscite di settembre addirittura già, quindi diciamo basta rimanere aggiornati e le offerte che hanno fatto durante il Prime Day le potrete avere anche non durante il Prime Day. Allora, non mi voglio soffermare oltre, andiamo a sballare questo vinile per vedere in che condizioni è. Soprattutto sono curioso di vedere se i vari trasportatori che hanno maneggiato questo pacco lo hanno danneggiato. Questo è un vinile, tanto bene non sta. Oh, Amazon vi permette pure, io adesso ovviamente se lo restituisco e faccio il rimborso, poi lo dovrei prendere a prezzo pieno. Invece io, nel caso che fosse rovinato, non lo so, richiederò la sostituzione perché danneggiato. Allora, questa copertina forse la conoscono tutti, che inizia così. Questo è un vinile in edizione US colorata di un disco molto bello degli Europe. Tra l'altro è un disco che contiene il loro successo mondiale The Final Countdown, ma contiene anche Rock the Night, Carrie, Danger on the Track, Ninja, Cherokee, Love Chaser, On the Loose, Time Scam, Heart of Stone. Io di questi ho anche i 45 giri, quasi tutti. Opla, c'ho la lampada che praticamente vi impedisce di vedere bene il vinile. Ecco, vi volevo inquadrare, sta di qua, non l'avevo vista, l'etichetta appunto che dice che è un vinile purple, quindi diciamo rosa, viola, quindi colored vinyl, ok? E questo è Europe. Io ho anche tutti, adesso non li sono andati a prendere, anche perché questa diretta è improvvisata. Ho detto facciamo l'apertura di questo vinile, stavo un po' ordinando, mettendo a posto. Ce n'ho altri da aprire, ce n'ho diversi altri perché ho fatto un bel acquisto. Ho perso di vista uno scatolo dove stavano i vinili. Boh, vabbè, starà da qualche parte, sarà stato spostato da mia moglie. Perché in quello scatolo ce ne sono due molto belli, però vedremo nei prossimi giorni. Europe, The Final Countdown, vinile viola, rosa, insomma quel colore lì, avete capito, è un colore che quasi non riesce a rendere neanche la videocamera.
ok, Joy Tempest, etichetta Sony Music, all'epoca uscì su Epic, me lo ricordo molto bene, erano gli anni 80, l'86, e questa è la versione 2020, è uscita l'anno scorso. Ovviamente questa la trovate tranquillamente sui miei canali. The Final Countdown, allora vediamo, sembra che non è rovinato, guardate un po', ve la metto un po' così lo possiamo capire, vediamolo in tutte le direzioni. Qui è dove va aperto, mi sembra sia, poi dopo me lo ascolterò più tardi, anche perché gli Europe sono gli Europe, cioè no, mi sembra che va bene. Questo è un bellissimo LP degli Europe. Detto questo, volevo appunto farvi vedere qualche novità che ho pubblicato anche oggi, anche questa mattina, sempre sul mio canale Il Mondo del Vinile. Questa volta, oggi li ho pubblicati per ora solo ed esclusivamente su Facebook, e poi adesso le trasferirò anche su Telegram, ok, sul relativo canale Telegram appena ci avrò 5 minuti. Per adesso sono su Facebook. Allora, un attimino solo prima di fare la transizione, che voglio mettere qui appunto Il Mondo del Vinile, un secondo solo, così ci troviamo già tutto fatto, ok. Allora, perfetto, ora si può andare via, e noi siamo qui sulla mia pagina www.fb.com/ il mondo del vinile, scritto tutto attaccato, tutta una parola. Allora, Bad Religion, The Process of Bliss. Questo sta in offerta 19,22 €, si risparmiano un buon 24% di sconto, quindi vi scontano oltre l'IVA, e l'IVA il 22 su questi prodotti, cioè avete un buon 6,20 € di sconto, lo pagate 19,22 € cliccando sul link, ok. Andiamo avanti. Assembly Strammer Joe, lo pagate 18,86 € scontandovi l'IVA praticamente. Qui 22% di sconto, sono 5,35 €. Questo è un doppio vinile, come vedete, doppio vinile, lo pagate un doppio vinile, quindi ripagate praticamente 9 € l'uno, 18,86 €, ok. Questo è un altro doppio vinile con un 17% di sconto, 23,12 €, ok. Io vado avanti veloce. Questo è un Headless Ultra Mono, è una deluxe edition, diciamo un cofanetto, chiamiamolo così. C'è anche un booklet di 28 pagine, lo pagate 29,20 € con un 11% di sconto. Lo sconto non è tanto, non è esagerato, ma va bene. Tiziano Ferro, questi sono due picture disc, non so se li ha pubblicati Amazon, li andiamo a vedere perché in una precedente edizione l'aveva pubblicati. Vediamo se c'è ancora Tiziano Ferro picture disc, vediamo, c'era WLP, però c'erano proprio le immagini dei picture disc, me lo ricordo benissimo. No, allora questo è quello lì che abbiamo visto noi, che tra l'altro sta in offerta, invece che 42 €, eccolo qui, lo pagate 37, però mancano, vabbè, comunque i picture disc sono molto belli. Andiamo a vedere da un'altra parte, guardate, allora Google, accetto miracoli picture disc. Scusate, il mio PC è un po' lento, e quindi non è la connessione va. Allora, immagini, Tiziano Ferro picture disc vinyl. Andiamo a vedere, no, ve lo volevo far vedere perché sono veramente belli. Eccoli qua, eccoli.
comunque sì, accetto miracoli, e questo qua è il doppio picture disc, eccolo qua, ancora meglio, eccolo qua. Vabbè, allora chiudiamo qua, eccolo qua, questo è il doppio picture disc, eccolo qua. Mi servono sempre nuove pagine. Allora apri immagini in un'altra scheda. Vabbè, piccolina pure questa, vabbè, comunque avete capito, è questo qua. Questo è il picture disc, quindi molto molto bello, un bellissimo picture disc. Allora, questo è Accetto Miracoli, lo pagate 37,75 euro, è un doppio LP, quindi doppio picture disc, cioè avete ben 4 facciate, lo pagate solo 37,75 con un 11% di sconto. Ok, andiamo avanti, eccoci qua, Nino Oliviero, doppio vinile 22,69, questo non stava in offerta, però non c'era ancora nel mio database, l'ho aggiunto. Ok, nero a metà, famosissimo questo LP di Pino Daniele, sta a 23,85 euro, dovrebbe essere l'edizione rimasterizzata, questa qui. Allora andiamo a vedere i dettagli del prodotto della Universal Music. Sì, sì, è un solo vinile, lo pagate 23,85 euro. Ok, questo è anche un famosissimo LP di Pino, molto molto bello. Andiamo avanti, Savatage, questo è un vinile da 10 pollici, quindi poco più grande di un 45 giri, un po' più piccolo del 12 pollici del 33 giri normale. Questo è un preordine, esce il 6 agosto, quindi non il 6 luglio ma il 6 agosto, quindi dovete aspettare tutto luglio e la prima settimana di agosto. Ovviamente qui sempre vige la formula prenotazione al prezzo minimo garantito. Se da adesso al 6 agosto questo vinile va in offerta, voi che l'avete prenotato a 20,56 lo pagate al prezzo dell'offerta. Ok, andiamo avanti. Questo anche sta in offerta con un 13% di sconto, vinile nero, costa 24,23. Andiamo avanti, questo è un altro LP di Gigi D'Agostino, quindi Gigi D'Agostino e Luca Nois, Beautiful si chiama, questo anche è un preordine, uscirà a fine luglio, il 23 luglio 2021, costa 20,58 euro ed anche qui avrete la prenotazione a prezzo minimo garantito da Amazon. Se questo vinile viene messo in offerta prima del 23 luglio 2021, giorno in cui vi verrà consegnato, voi non lo pagate 20,58 ma lo pagate il prezzo minimo dell'offerta. Ok, andiamo avanti. Questo è Loredana Bertè, riesce il picture disc, anche questo molto molto bello, questo picture disc. Andiamolo a vedere se c'è. No, qui purtroppo le immagini, Amazon per quanto riguarda le immagini, quindi traslocando di Loredana Bertè picture disc, lo andiamo a vedere se c'è una bella immagine. Bertè traslocando picture disc, ma tante volte non si trova neanche qui l'immagine. Eccolo qua, questo qua, vedete il picture, eccolo qua, è questo qui, questo è il picture disc che voi andrete ad acquistare. Tra l'altro, tra l'altro vi danno anche il vinyl black 180 grammi. Allora, che vuol dire? Che voi qui avete due vinili a 31,41 euro con un 10% di sconto. Quindi non troverete solo nel pacco che andrete a ordinare, non troverete solo il picture disc, ma anche il vinile classico 180 grammi. Ok? Quindi bello pesante. Andiamo avanti. Rino Gaetano, 19,08 euro con un 20% di sconto. Quindi risparmiate quasi 5 euro. Ok? Non te regge più. Andiamo avanti, questo sta in offerta a quasi 22 euro, Paul Simon Graceland, questo anche abbastanza conosciuto, Fat Animals and Slow Kids, animali notturni, vinile azzurro trasparente, quindi questo è un vinile colorato, mi sono scordato di
aggiungere questo dettaglio, quindi ce lo mettiamo vinile azzurro, perché così per facilitare a voi le copie, le ricerche, colorato, per facilitarvi le ricerche, voi basta che poi, se volete vedere tutti i vinili colorati, basta che mettete la parola colorato nella ricerca e vi escono anche questi vinili. Ok, dove l'ho scritto? Qua, no, cos'è? L'ho scritto qua, oh. Vinile colorato, salva. Ok, l'avrò salvato sicuramente. Andiamo avanti, quindi questo viene 30 euro, vinile colorato. Ok, questo pure è un preordine, addirittura esce il 9 luglio, quindi la prima settimana di luglio. Lo sconto è minimo perché si parla del 3%. Io quando sono così bassi, mi pare che neanche l'ho scritto, l'ho fatto vedere, sì, l'ho messo, ma normalmente neanche li metto quando è uno sconto così basso. Ok, andiamo avanti. Tears for Fears, molto bello questo, 22 euro, Songs from the Big Chair, bellissimo questo album dei Tears for Fears. Poi torna disponibile il Baricentro Sconcerto, e l'ho messo anche, questo escerà a fine luglio, 23 luglio 2021, costa 28,39 euro, sempre con la prenotazione a prezzo minimo garantito. Andiamo avanti. Quentin Tarantino, bellissimo, questo addirittura esce a settembre, già l'hanno messo in prevendita a 30,70 euro, vinile colorato, prenotazione al prezzo minimo garantito, 17 settembre, quindi prevedono che questo venda parecchio, perciò l'hanno messo in vendita così tanto tempo prima. Ok, Gemitites UVC Collection. Ok, andiamo avanti. Questi sono disponibili solo 7 pezzi. Franco Battiato, Le Gladiator. Vinile, ce ne stanno ancora 7. No, stavo vedendo delle. Eccolo qui. Questo pure se lo ingrandiamo non si legge abbastanza, non si ingrandisce. Sulle foto Amazon pecca un po', potrebbero curarle un po' di più, devo dire la verità. Preordine esce il 6 agosto 2021, Nightwish Once, questo è rimasterizzato, costa 28,42 euro, prenotazione al prezzo minimo garantito, sempre. I Metallica, The Black Album è rimasterizzato, anche questo esce la prima settimana, anzi mi sa la seconda settimana di settembre, a 36,05 euro, sono 2 vinili rimasterizzati. Ok, 36,05 euro, ma c'è sempre la prenotazione al prezzo minimo garantito. Ok, bellissimo anche questo, vinile colorato di Lucio Dalla e gli Idoli, e hanno fatto geniale. Questa è una nuova edizione 2021, c'è una bonus track aggiuntiva. Questi sono 2 vinili colorati, prezzo 25,47 euro per tutti e 2. Bellissima la confezione, anche si può considerare un cofanetto idea regalo, c'è anche dentro il book, il libro. Beastie Boys, Same Old Bullshit, prenotazione con prezzo minimo garantito perché esce il 16 luglio 2021. Ok, poi ho messo questo che è un manuale, il manuale del vinile, come ottenere il massimo dai tuoi dischi e dal tuo impianto, con copertina rigida, versione del 9 marzo 2018. Il prezzo sta adesso a 10,60 euro con un 57% di sconto, quindi se volete conoscere come curare e come ottenere il massimo, calibrare il giradischi, configurare l'impianto stereo, tutte queste chicche, questi suggerimenti, queste idee le trovate in questo manuale del vinile per ascoltare al meglio i vostri vinili.
Quindi questo è il manuale del vinile, come ottenere il massimo dai tuoi dischi e dal tuo impianto. Ovviamente io, come sapete, ho curato in passato e cercherò di tornarci sopra il mio canale Mixcloud, www.mixcloud.com/Renato De Vita. Su questo canale ho pubblicato tutte le compilation del Festival Bar, l'ho pubblicizzato ieri, e quindi andate sul mio canale su questo link e troverete tutte le compilation, anzi ve lo faccio proprio vedere, tutte le compilation del Festival Bar. Ora un attimo che si connette a Mixcloud, si apre la finestra, un secondo solo. 5.000 Reni Coins, boh, non lo so, devo vedere. Sicuramente 5.000 vinili, via, uno più, uno meno. Congi. Allora, questo è il Festival Bar dell'81 Tape 2, Festival Bar 90, ovviamente qui non lo so perché l'ha messe mischiate. Ecco, vedete, 81 Tape 1, 81 Tape 2, 92 Tape 2, 91, perché poi c'erano anche, uscivano sia a singola cassetta che a doppia cassetta. Quelle a singola cassetta che costavano un po' di meno, praticamente avevano le migliori dalle due compilation, invece quelle che uscivano in doppia cassetta c'erano un po' tutte quante. E qui come vedete c'è l'imbarazzo della scelta, quella del 95, 96, 97, 98, 98 addirittura, guardate, compilation blu e compilation rossa. 99 stessa storia, compilation blu, compilation rossa, ognuna due cassette. Nell'89 c'era Festival Bar, ecco, 89 1 2, 88 c'era sia questa qua che era quella unica, sia 88 tape 1 tape 2. In questi anni uscivano anche su vinile, parecchi ce l'ho anche di vinili del Festival Bar. Queste sono belle compilation per l'estate. Tra l'altro sto facendo begli ascolti, perché ecco, per esempio questa dell'86 è stata ascoltata 125 volte in 3 anni, questa 131 volte, vediamo un po' quelle degli anni 90, 174, 292 volte, 698 volte, bella questa, quindi diciamo, più 3 non so neanche che vuol dire, se ci clicco non si sa, boh. Vabbè, comunque guardate, qui ci sono proprio tutte, più 3 più 3 più 3, 80, 84, 123, 255, 214. Io qui l'ho messa a disposizione per voi, le ho tutte pulite, le cassette si sentono molto bene, ve le consiglio. Ok? Allora io direi che posso tornare su di me, è così, scusate ma mi faccio la regia da solo, eccoci qua. Allora, abbiamo sballato questo disco che sembrava apparentemente danneggiato, adesso me lo vado ad ascoltare e vado a vedere se effettivamente è da restituire ad Amazon per un rimborso, per una sostituzione, perché ci tengo a questo disco, oppure se mi tengo questo perché va bene. Ok, detto questo io vi do appuntamento ai prossimi giorni, perché ce ne sono di vinili da sballare. Il prossimo penso che sia questo, guardate, ve lo faccio vedere. Il prossimo penso che sia questo, sempre De Vita, scritto De Vita 3, perché erano 3 scatole, allora quando ho ritirato questo, molto molto bello pure questo. Andremo a vedere cosa c'è qui dentro nei prossimi giorni, anche domani, può darsi che anche domani lo vediamo insieme cosa contiene. Va bene, da Reni J è tutto, io vi ringrazio. Se volete seguire i miei canali, il mondo del vinile, sia su Facebook che su Telegram, poi se siete soliti acquistare su Amazon, seguite anche Amazon Supermercato, seguite anche classe74.it, i link comunque sono tutti quanti nella descrizione di questo video. Detto questo io vi saluto, vi auguro buon pomeriggio, vi ringrazio di avermi dedicato questa mezz'oretta. Sì, sono live, sono 28 minuti che sto online, quindi questa mezz'oretta vi ho rubato una mezz'oretta di tempo.
per farvi vedere appunto questo unboxing. Sui miei canali YouTube e Facebook troverete anche tutti i miei vecchi unboxing. Se volete andare a cercarli su YouTube, li ho messi proprio dentro una playlist che si chiama unboxing. Non ci sono tutti. Su Facebook ci sono tutti, basta scrivere unboxing e vi usciranno tutta una marea di video che sono quelli miei, quelli che ho fatto oramai mi pare dal 2017 che faccio unboxing in diretta. Ok? Vi ringrazio tutti per avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima diretta. Grazie mille a tutti e alla prossima. Sono le 12:58 di questo 28 giugno 2021. È tutto da Reni J. Arrivederci. Buon pomeriggio.